Pioggia battente, poi nel fine settimana una breve tregua, da lunedì precipitazioni anche molto intense. La Marca trevigiana non è risparmiata dall'ondata di maltempo di queste ore, ma non si registrano disagi particolari o allagamenti. Le conseguenze più significative nelle province di Vicenza, Belluno e Venezia. Due vaste aree di alta pressione a est e ovest costringono l'Italia in una situazione di instabilità che non si risolverà a breve. Abbiamo una profonda depressione che va dal nord fino a sud. Ecco, in questo campo che si muovono le perturbazioni e le potete vedere. Perturbazioni che sono costrette da questa situazione a permanere, a perdurare sulle nostre zone, in quanto tutta questa massa depressionaria è impedita nello scorrimento verso est. Quindi un tempo perturbato, qualche intervallo, però un tempo perturbato che purtroppo ci accompagnerà con qualche, ripeto, intervallo anche per gran parte della prossima settimana. Le schiarite di sabato e domenica non sono dunque destinate a durare e anche la prossima settimana ci si deve preparare a fare i conti con piogge e veri e propri nubifragi e con terreni già fradici che faticheranno ad assorbire la nuova quantità d'acqua prevista. Tutto sommato questo fine settimana sarà il momento migliore, infatti prevediamo per domani ancora una nuvolosità irregolare, a tratti intensa, nelle primissime ore qualche fenomeno residuo di precipitazione ma molto isolato, poi una nuvolosità irregolare, per domenica addirittura avremo qualche schiarita. Ripeto, il peggioramento inizierà da lunedì, quindi con di nuovo un aumento della copertura e poi precipitazioni a intermittenza durante tutta la settimana con dei momenti anche di precipitazioni più intense.